autonomia differenziata. Cosa ne pensi? Io provengo da un territorio fortemente autonomo, io ho sempre creduto nell'autonomia, tra l'altro il mio partito, la Südtiroler Volkspartei, è il partito dell'autonomia del Sud Tirolo. Io penso che l'autonomia spetti al Veneto, sono anche convinto che un sistema più federale sia un benessere per lo Stato intero e io vedo qui in Veneto che la situazione che abbiamo adesso, quindi si va avanti a promette l'autonomia, si fanno referendum che poi alla fine non succede niente, la gente è un po' stufa, un po' stanca, la gente qui in Veneto adesso si merita veramente un passo in avanti. Ecco, la questione migranti ha molto spazientito anche gli italiani, insomma, perché l'Europa se n'è a lungo lavata le mani. Certo, ed è stato un errore, io l'ho detto da anni che questa gestione, diciamo, egoista del fenomeno dell'immigrazione alla fine porterà a decisioni politiche estreme e così è successo in Italia. Questo governo si basa, è fondato sostanzialmente su questa mancanza di solidarietà che c'è stato all'interno dell'Europa, la tutela dei confini esterni. È un compito comune e tra l'altro io vivendo anche pochi chilometri dal confine sono convinto che i confini interni dell'Unione Europea rimangono aperti solo se c'è una vera tutela dei confini esterni.